Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora stasera non possiamo non registrare, riferirvi e ragionare con voi sullo straordinario discorso che ha fatto J.D. Vance, il vicepresidente americano, alla conferenza sulla sicurezza di Monaco. Una vera e propria lezione libertaria ai papaveri europei che erano davanti a lui, un contromanifesto libertario rispetto ai dogmi del mainstream eurocratico più che europeo che sono stati in voga negli ultimi lustri, perché ovviamente ha affrontato la questione dell'Ucraina, tra l'altro smentendo le caricature della posizione dell'amministrazione Trump, che non è che si è trasformata nel braccio armato del Cremlino, d'altronde basterebbe aver presenti 4 anni del primo mandato Trump per sapere che non è così, è il contrario piuttosto, è l'unica amministrazione che si dimostra in grado di contenere Putin. Ma al di là di tutto questo ha però stanato il dramma culturale dell'Europa. Si candida sempre di più Vance, diciamo, a sistematizzatore intellettuale del trumpismo, no? Cosa che d'altronde ha fatto già ante litteram quando ha scritto Elegia americana, questa veramente chicca letteraria esistenziale che anticipa anche il fenomeno politico del trumpismo. Ma bando alle ciance, veniamo alle parole veramente chiave di Vance. La minaccia che mi preoccupa di più nei confronti dell'Europa non è la Russia, non è la Cina, non è nessun altro attore esterno. Ciò che mi preoccupa è la minaccia dall'interno, l'allontanamento dell'Europa da alcuni dei suoi valori più fondamentali, valori condivisi con gli Stati Uniti d'America. Cioè qui Vance sta ribaltando il paradigma, non sono gli Stati Uniti che stanno deviando dai valori fondanti dell'Occidente, è l'Europa ridotta a continente in cui scorazzano i dogmi dell'eurocrazia che si sta allontanando dai valori fondamentali condivisi con gli Stati Uniti. E poi li dettaglia Vance. In Gran Bretagna e in tutta Europa, temo, la libertà di parola è in ritirata. Non si può imporre l'innovazione o la creatività, così come non si può forzare le persone su cosa pensare, cosa sentire o cosa credere. E crediamo che queste cose siano certamente collegate. E sfortunatamente, quando guardo l'Europa oggi, a volte non è così chiaro cosa sia successo ad alcuni vincitori della guerra fredda. Queste sono parole potentissime, cioè Van sta dicendo la guerra fredda l'abbiamo vinta insieme, il mondo libero ha vinto la guerra fredda, è uscito vincitore dalla sarabanda tragica ideologica del Novecento, e perché voi al vostro interno state smarrendo la nostra identità di mondo libero, e fa degli esempi poi concreti. Per esempio si riferisce alle elezioni in Romania annullate perché non piaceva al vincitore fondamentalmente, no? E lui dice c'è stato un commissario europeo che è sembrato felice che il governo rumeno avesse appena annullato un'intera elezione. Una cosa simile potrebbe accadere in Germania, si riferisce a una possibile affermazione di AfD che già è stato anticipato, come dire, scatenerebbe quelli che la democrazia va bene ma fino a un certo punto. Ebbene Vance dice queste dichiarazioni sprezzanti risultano scioccanti per le orecchie americane, cioè per la cultura, storia politica americana, che è fondata sul consenso e il mandato dei governati. Queste cose che stanno accadendo in Europa sono inconcepibili, ci dice Vance. Per anni ci è stato detto che tutto ciò che finanziamo e sosteniamo è in nome dei nostri valori democratici condivisi. Tutto dalla nostra politica sull'Ucraina alla censura digitale è presentato come una difesa della democrazia, ma quando vediamo tribunali europei annullare elezioni e minacciare di annullarne altre, dovremmo chiederci se stiamo rispettando standard sufficientemente elevati. Ma poi fa altri esempi, fa gli esempi dei blitz della polizia tedesca contro cittadini sospettati di aver pubblicato commenti antifemministi online.
quindi piena violazione della libertà di pensiero, anche fosse un pensiero becero. Cita la condanna in Svezia dell'attivista che ha preso parte ai roghi del Corano. Oppure la sentenza del Regno Unito contro un uomo accusato di un crimine orrendo, cioè di essersi messo vicino all'entrata di una clinica per l'aborto a pregare, questo atto sovversivo sommo a pregare. Ma potremmo aggiungere noi il mito del cordone sanitario nell'Unione Europea, no? Attorno al gruppo dei patrioti, che è il terzo gruppo in Europa, non è che è uno scantinato di sovversivi, eppure sì, il sistema decide che questo gruppo politico-culturale non può toccare palla, nonostante il vasto consenso dei cittadini europei. Si può citare anche lo scandalo drammatico in Gran Bretagna della storia di quelle violenze attecchite per anni in una comunità dove c'era una grossa presenza di comunità pakistana, violenze, abusi sessuali a danni di minorenni, insabbiati dalla polizia e dalle autorità per non essere accusate di islamofobia. Cioè Vance ci sta dicendo: siete voi che inspiegabilmente state abdicando alla parola, al valore, il concetto simbolico che raggruma secoli di storia occidentale, che si chiama libertà. E io spero che se lo leggano e riflettano su questo grande manifesto libertario del vicepresidente americano, che noi consigliamo e chiudiamo citando con una sua battuta definitiva. Se la democrazia americana ha potuto sopravvivere a 10 anni di rimproveri di Greta Thunberg, voi ragazzi potete sopravvivere a qualche mese di Elon Musk. Ha anche sdrammatizzato in coda, diciamo. E quindi insomma è il contrario, siamo noi europei a dover fare autocritica. Grazie a tutti, a domattina. Tra un manifesto e lo